La disabilità è una questione di percezione. Se puoi fare anche una sola cosa bene, sei necessario a qualcuno. Martina Navratilova. È una delle più grandi tenniste di ogni tempo a riassumere in pochissime parole quello che vogliamo raccontarvi oggi. Quell'immenso lavoro che da anni i club del Veneto stanno facendo per rendere il tennis sempre più lo sport di tutti e per tutti. Sono in continuo aumento, infatti, le società che alla promozione sportiva e all'agonismo affiancano l'impegno nel sociale, ospitando eventi riservati ai diversamente abili o formando tennisti special, convinti, come diceva Mohamed Ali, che i campioni non si fanno nelle palestre, ma con qualcosa che hanno nel loro profondo, un desiderio, un sogno, una visione. Nessun limite dunque per chi voglia impugnare una racchetta e scendere a suo modo in campo, come testimonia l'attività che svolge ormai da anni il polisportivo Divi di Altavilla Vicentina. In centro sportivo ovviamente si svolgono varie attività, dal tennis, dalla scuola tennis, calcetto e attività varie. Però da qualche anno, da circa 10 anni, abbiamo iniziato questa splendida avventura con il tennis in carrozzina. E nel corso degli anni abbiamo fatto sia promozione sociale e in passato organizzato anche per 5 anni di seguito dei tornei nazionali. Quanti ragazzi riuscite a coinvolgere? Se sono solo ragazzi, peraltro, perché immagino ci siano anche parecchi adulti. Allora, il gruppo è formato da circa 15 ragazzi, tra cui ci sono 2 bambini, 4 ragazze e il resto uomini. Quanto importante è per chi si ritrova su una sedia a rotelle praticare una disciplina sportiva? È importantissimo perché oltre a praticare l'attività sportiva sei a stretto contatto con persone che hanno già avuto un percorso di reinventarsi una vita dopo quello che può essere un trauma, un incidente o comunque dopo che la vita in qualche modo ti è cambiata. Per cui importantissimo lo sport, perché comunque come per le persone tra virgolette normodotate è un modo per condividere esperienze, per crescere, per mettersi in gioco. È anche importante perché comunque conoscono persone che hanno già fatto questo percorso. Quindi va oltre, diciamo, quella che è la pratica sportiva. Sì, va oltre la pratica sportiva, anche se comunque se vi capiterà di vedere un torneo di tennis in carrozzina vi rendete conto che la tecnica è veramente alta. Anzi, è ancora più complicato che non giocare con le proprie gambe. Io ogni tanto provo, è complicatissimo. E ci sono ragazzi appunto che poi girano il mondo con il tennis in carrozzina, perché ci sono dei ragazzi che adesso stanno tornando da Tokyo perché ci sono state i mondiali a Tokyo, e poi gente che va alle Paralimpiadi, gente che fa tornei in giro per l'Italia e ecco. Una nuova occasione di vita. Una nuova occasione di vita. Da Altavilla a Bassano del Grappa, qui l'STB, la società Tennis Bassano, è arrivata al tennis in carrozzina per una scelta ben precisa: allargare i propri orizzonti e aprire il proprio circolo davvero a tutti. Tradizionalmente siamo stati una società che abbiamo molto puntato sull'agonismo, ma volevamo fare un passo ulteriore, quindi appunto nel 2004 abbiamo pensato di organizzare un primo torneo internazionale di tennis in carrozzina, e è stato appunto un po' per dare un'attenzione a quello che è il tema del sociale. E appunto ci siamo resi conto che loro sono veramente degli straordinari atleti, nel senso che giocano anche veramente bene a tennis, sono ragazzi che si allenano durante tutto l'anno, quindi né più né meno dei giocatori che fanno i tornei in giro per il mondo. Ovviamente per ospitare competizioni riservate ai disabili e rendere il circolo facilmente accessibile sono state necessarie modifiche strutturali significative che hanno richiesto un importante sforzo economico. Questo è un circolo che ha 80 anni di storia, quindi non era facile, e adesso è un circolo che è privo assolutamente di barriere architettoniche, quindi uno straordinario lavoro che ci ha servito da questo punto di vista. Eliminate le barriere architettoniche, la società Tennis Bassano negli anni è riuscita ad ospitare eventi importanti come i campionati italiani di tennis in carrozzina, competizione che è stata assegnata al club giallorosso anche per questo 2017, con la grande soddisfazione della dirigenza bassanese. Non solo tornei, da qualche tempo la società del presidente Alban ha iniziato anche ad annoverare tra i suoi soci qualche tennista in carrozzina.
Sì, abbiamo un paio di atleti che si allenano qui abbastanza regolarmente sotto la supervisione del maestro Fioravanzo, che appunto si presta a fare questa straordinaria opera, e ancora non sono in tabellone principale ai campionati italiani, però ci speriamo che prima o poi entrino. Hey, from the first time that I asked your name, it's like a drug that went straight to the vein. I feel a high coming on. Se il tennis in carrozzina è una disciplina conosciuta e sempre più diffusa, meno noto ma altrettanto meritevole di segnalazione è il lavoro svolto da una terza società del Vicentino. Il nome Aiken Breganze parla già da solo: nulla è impossibile, neppure se la vita ti mette continuamente alla prova, e questo è il motto di una realtà voluta con forza da Gianni Lionello. Come nasce l'idea di far approcciare allo sport, ma soprattutto al tennis, i ragazzi? Beh, è nata nel 2005, quando io ho partecipato a uno stage con un maestro argentino, Daniel Sampaio, che opera verso Milano, e mi è nata, siccome io sono fondamentalmente appassionato di tennis, perché per me questo è lo sport più bello in assoluto, e ho cercato di trasmettere questa mia passione ai ragazzi. Naturalmente, oltre ai ragazzi, noi abbiamo anche dei volontari che ci danno una mano e che si allenano con loro, e anche dei familiari. I familiari giocano, come vedete, assieme ai ragazzi, quindi lo sport come integrazione. Questa passione, che per me ha cambiato la mia vita, nel senso che mi dà grandissime soddisfazioni, ho voluto trasmetterle a questi ragazzi, e il nostro obiettivo è quello di arrivare una volta all'anno a fare un torneo di doppio unificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che mettiamo i nostri ragazzi con un partner cosiddetto normodotato, e che si scontra con un altro ragazzo dell'altro partner, e quindi si fa un torneo che dura 2 giorni, coinvolgendo tutti i soci dell'associazione. You know what to do. Make 'em Che difficoltà hanno dal punto di vista magari motorio, o se per esempio giocare a tennis problemi non ne ha? Allora, le disabilità in questo caso sono varie, però quasi tutte accomunate alla disabilità intellettivo-relazionale. Dal punto di vista fisico alcuni non hanno nessun problema, dal punto di vista altri invece ce li hanno, visivi o di coordinamento. Comunque, in base al loro livello si fa un allenamento mirato, e quindi, come vedete, il campo viene diviso in 2 parti: quelli con competenze tecniche e di gioco più elevate, altri con palline depressurizzate. Quanto importante è per loro poter vivere un'esperienza come quella del tennis, e, come dicevo prima, giocare anche proprio assieme ai familiari o comunque a persone normodotate, giocatori normodotati? Allora, per una persona con disabilità, per un ragazzo con disabilità, il tennis è molto importante, perché ogni volta che aumenta il livello tecnico aumenta l'autostima. Aumentando l'autostima aumenta l'autoefficacia, quindi uno è sempre più convinto delle proprie possibilità. and it's all because of you. Attilio, quanto ti piace giocare a tennis? Tantissimo. Quando vieni a giocare qua, la tua giornata ha un senso diverso. Sì, abbastanza. You know what to do. È faticoso giocare a tennis? Beh, basta aver voglia, 1, di imparare, e 2, sì, di mettersi in gioco, e comunque dopo, appena si impara un attimo, è bello e è divertente, insomma. Talking to you. Posso chiederti qual è il tuo colpo forte? Il colpo migliore? Diritto, rovescio, volé? Beh, il colpo che mi piace di più è il rovescio a una mano. La realtà di Aiken non potrebbe però esistere senza il sostegno del Tennis Breganze, che fin dall'inizio ha scommesso su questa iniziativa. And I bet it Sono già 10 anni che sono qui da noi, e ti dirò che è il nostro fiore all'occhiello, anche siamo fieri che facciano parte del nostro gruppo. Loro sono sempre presenti, perché ad ogni manifestazione non si tirano mai indietro. Il club è parte integrante del progetto cui dona settimanalmente i suoi campi. Ne abbiamo dati gratis, anche perché penso che se li meritano, dopo tutta la sfortuna che hanno avuto
per la vita, almeno che ci sia qualcuno che gli riconosca qualcosa. Fanno parte di noi ormai. Da qui l'appello agli altri club perché aprano le porte alla disabilità e ai genitori dei ragazzi disabili perché li portino a conoscere il tennis. Ma a parere mio fanno solo un grosso affare, ma prima di tutto un affare di cuore che oggi è difficile averlo e ci si ritrova più sereni, più contenti e ti dirò che passare un'ora assieme a loro non è un'ora persa, è un'ora in ogni caso che ti riempie, che ti dà qualcosa di positivo. È molto importante per questi ragazzi essere protagonisti nello sport che fanno. In questo caso il tennis, per quanto mi riguarda, è assolutamente indispensabile per autorealizzarsi come sportivo e come cittadino, insomma. Presidente Scotton, in Veneto il tennis non è solo competizione. Sì, il tennis non è solo agonismo e qui abbiamo una grande dimostrazione, il tennis è anche educazione, è anche inclusione e in questo circolo veramente si fa un'attività dal punto di vista sociale straordinario. L'obiettivo è quello che il tennis inclusivo, definiamolo così, si espanda sempre di più in più club in tutto il Veneto. Sì, ci sono già delle altre attività rivolte al sociale, rivolte a dei ragazzi con disabilità. In Veneto ci sono parecchi tornei rivolti a ragazzi sfortunati che sono sulle sedie a rotelle. La terra veneta ha queste capacità, quella di rivolgersi molto anche verso il sociale. Anche perché se per il tennis in carrozzina servono impianti adeguati, diverso è il caso del tennis per disabili mentali, dove serve davvero poco. Buona volontà, grandi istruttori, Gianni Lionello è una grande persona, è una persona stupenda, una persona preparata, è anche istruttore di tennis, quindi mette a disposizione anche le sue capacità, le sue competenze per far crescere da vari punti di vista, anche tecnico, questi ragazzi. Io prima ho potuto assistere anche alla capacità tecnica di questi giocatori, ho visto dei ragazzi che già sono ben impostati tecnicamente e questo ovviamente grazie a loro, ma anche grazie a Gianni che veramente li sta preparando molto bene. Insomma, l'ennesima dimostrazione che i veri limiti dei disabili stanno solo negli occhi di chi li guarda.